Il parziale cedimento dell'asse stradale, l'ennesimo, rischia di causare la chiusura al traffico veicolare della trafficata via Umberto a Favara. Il problema si è verificato all'altezza del civico numero 20. Il tratto interessato è quello a ridosso degli scavi effettuati nel dicembre scorso da Girgenti Acque. Come ricorderete, quasi al centro della carreggiata si era formata una voragine. In quell'occasione la strada venne chiusa al traffico e dopo un contraddittorio per l'attribuzione delle competenze tra il comune di Favara e la società che gestisce il servizio idrico integrato, il problema venne risolto con la sostituzione di un tubo della condotta sotterranea, lavori che furono eseguiti da Girgenti Acque. Il nuovo cedimento invece interessa l'area esterna alle opere eseguite l'anno scorso. Il comune di Favara ha segnalato il problema alla società e collocato la segnalazione di pericolo. In mattinata Girgenti Acque si è recata sul posto per un primo sopralluogo. Le squadre di operai, coordinate dal geometra Paolo Criscimanna, hanno intanto collocato una segnaletica stradale più idonea. Prossimamente la società, nell'attesa di ulteriori indagini sulle cause del cedimento, potrebbe chiedere al comune la chiusura al traffico della strada o quantomeno l'interdizione al passaggio dei mezzi pesanti. Nell'attesa quindi dei dovuti lavori di verifica e dell'accertamento sulle eventuali competenze nell'esecuzione delle opere di ripristino, la città sembra andare incontro a nuovi disagi. La nostra redazione non abbasserà la guardia e l'auspicio è che il problema trovi una rapida soluzione, perché ai possibili disagi alla circolazione stradale devono aggiungersi anche le probabili perdite economiche che i commercianti, a pochi mesi dalle festività natalizie, potranno subire a causa della chiusura prolungata di via Umberto.